entusiasmo, tanta voglia, non solo in città, non solo nei punti tifosi, ma anche i ragazzi hanno comunque voler fare e dare la possibilità anche a questa città di fare il salto di qualità. Abbiamo lavorato tanto per raggiungere la finale, non ci siamo riusciti, è anche vero che abbiamo incontrato una squadra molto forte, una squadra attrezzata, una squadra esperta, che la prima parte della gara ci ha messo anche un po' in difficoltà, anche se, come è successo all'andata, non aveva creato chissà che cosa, tranne qualche calcio d'angolo, dei traversoni, perché tiro in porta sinceramente neanche me ne ricordo. E poi al 45esimo, 47esimo precisamente quella beffa del gol inaspettato, perché sicuramente nella sosta negli spogliatoi avremmo sistemato qualcosa. Sì, sicuramente siamo entrati in campo il secondo tempo con un piglio diverso, forse ci siamo scrollati un po' di dosso la tensione che avevamo nei primi 45 minuti, anche perché la posta in palio era abbastanza alta e sapevamo che subire un gol aveva delle conseguenze come quelle che ci sono state, però devo dire che non posso rimproverare nulla ai ragazzi. La seconda parte della gara l'abbiamo svolta bene, con grande intensità, grande voglia, grande cattiveria, e siamo riusciti a raggiungere il pareggio. Non so se realmente c'era un calcio di rigore, per quello che ho visto forse mi sembra abbastanza evidente, però dico, dopo aver raggiunto il pareggio l'espulsione sicuramente ha cambiato un po' quelle che era l'andamento della partita, perché restando in 10 era difficile, sinceramente non so se l'arbitro cosa ha visto o non ha visto, però anche restando in 10 credo che l'occasione migliore l'abbiamo avuta noi, soprattutto con un buon tempo, non so il portiere come l'ha presa, però l'episodio importante che abbiamo avuto non l'abbiamo saputo sfruttare e così la partita è andata al termine. Mi dispiace sinceramente per la società, per tanti sacrifici che ha fatto in 2 anni, che ha cercato di costruire qualcosa per raggiungere l'obiettivo. Mi dispiace per la città di Favara, per tutta la gente che c'era oggi in campo, che sicuramente ha dato un supporto importante a questi ragazzi, e mi dispiace non poterli ripagare. Vabbè, sì, dura da digerire per questo motivo, però ci sono delle regole da rispettare e loro, facendo il gol fuori casa, sono stati più bravi. Direi che il primo tempo l'abbiamo lasciato a loro, il secondo tempo non hanno giocato, poi nel momento più importante della partita, che eravamo schiacciati, siamo rimasti in 10 e giocare in 10-18 minuti, 23 minuti più o meno, compreso il recupero, umanamente per quei ragazzi che hanno speso tanto era quasi impossibile. L'arbitro fa parte del gioco, c'è quando sbaglia a favore nostro, c'è quando sbaglia a favore loro. Non è stato usato il senso che è stato usato all'andata, perché c'era su Pucci, c'è stato quel fallo che meritava l'espulsione. Lì l'arbitro non ha voluto vigilare la partita, invece qui ci ha pensato 2 volte a mandare fuori la piana, che a prescindere ci può stare. Io avevo detto che non andare lì per me era un fallimento per il lavoro che ho fatto negli ultimi 3 anni. Per questo motivo credo che personalmente dovrò passare un po' di tempo per riflettere, ma come avevo detto prima difficilmente rientrerò quest'anno, mi riposerò, non penso che farò più diritto sportivo, ma non quest'anno. Sì, il sogno è svanito, qua cerchiamo di pensare avanti. Abbiamo fatto una stagione meravigliosa, abbiamo fatto un campionato straordinario, abbiamo fatto una lista che ci ha distaccato di 8 punti, abbiamo fatto i playoff nazionali, abbiamo fatto un risultato positivo a Pompei. Oggi la partita non è andata per il verso migliore, qua siamo pazienti. Sì, sicuramente è una bella squadra, una squadra di alto livello pure anche la sua. Il primo tempo è stato così, poi l'abbiamo ripresa nel secondo tempo, siamo stati un pochino, abbiamo fatto il loro gioco, l'hanno messo sulla lista,
e questo ci ha penalizzato a noi. Forse a volte non capiscono che dobbiamo andare un po', cioè non dobbiamo fare il gioco solo. Ma a siamo ora stanchi, vediamo in settimana, vediamo che succede, facciamo una riunione con i dirigenti e penso che la società voglia ancora di continuare. In settimana vedremo quello che succede, però ora è venuto per parlare perché siamo delusi, essendo delusi uno può dire tante altre cose. Sì, come ho detto prima, il primo tempo non è stato degno della Pro Favara, però siamo riusciti nel secondo tempo a rimetterla subito in piedi e siamo riusciti a spingere per provare a ribaltarla. Sì, assolutamente sono d'accordo, partita a due velocità, il primo tempo siamo stati un po' contratti, secondo tempo ci siamo levati forse un po' di tensione di dosso e abbiamo giocato a sprombattuto per provare a riprenderla, così non è stato purtroppo e resta quello. Io penso che a questa squadra si possa rimproverare qualunque cosa vogliate, però l'impegno è dimostrare che siamo stati legati a questa città, quello non ce lo può togliere nessuno e probabilmente ce lo portiamo dietro. Non so se è la fine di un ciclo, chiamiamolo così, non so cosa sarà il futuro, però noi abbiamo dimostrato di tenere la città di Favara. Purtroppo, almeno io mi porterò sempre questa piccola cicatrice addosso, perché io sono fatto così, io mi metto la maglia addosso e mi sono sentito per un anno e mezzo favarese, quindi mi porterò questa cicatrice addosso e probabilmente mi resterà per sempre.